Racconta tutto come un automa, non è pentito di quel massacro che ha cancellato l'esistenza di Elisa. Parla, ricorda, ha fotografato nella sua mente quei terribili momenti. La voce non si incrina di fronte a tanta ferocia. Lui ripercorre quei minuti, quegli istanti di pura follia. Fabrizio Biscaro sarà presto sottoposto ad una perizia psichiatrica. Lo chiede il suo avvocato Rosa Parenti, che nelle ultime ore ha parlato con lui. Non c'è movente, ci dice il legale, è affetto da disturbi gravi psichiatrici. Quello che è accaduto non si spiega con la ragione. Distrutti anche i genitori di Fabrizio, il papà scuote la testa, abbassa lo sguardo di fronte ad una domanda a cui non riesce a dare una risposta. Cosa può essere saltato in mente? Non lo so, guardi, non capiscono neanche loro, non lo so. Che rapto, che... boh. Nella sua lucidità è folle, ci dice il legale. Probabilmente al termine della perizia sarà chiesto il trasferimento in una struttura adeguata. Qui nel Veneto non ci sono, probabilmente sarà portato fuori regione. Fabrizio è descritto come una persona abbastanza solitaria, ma soprattutto abitudinaria, quasi maniacale. Tanto che la mamma si era accorta che era rientrato a casa il giorno prima del massacro, 5 minuti prima. Il papà cerca una ragione, una risposta nella pandemia. La colpa non è di nessuno, è di tutti, no. Forse l'ambiente stesso, ma è stato il lockdown, quelli dove lavorava sono andati a casa tutti perché non avevano il materiale per lavorare e lui là è cascato, no. È crollato, dice, in quel periodo. Rimane l'atroce dubbio che forse questa tragedia poteva essere evitata. Fabrizio ora rimane in carcere, chiuso in quel mondo che si è costruito, dietro un muro che forse nemmeno lui riesce più a far crollare. Intanto continuano le indagini degli investigatori che stanno ripercorrendo i suoi spostamenti, cercando di capire la sua personalità e soprattutto escludere davvero che fosse Elisa la vittima che voleva uccidere, insomma che l'avesse in qualche modo già vista, magari sui social. Sarà passato a setaccio anche il computer di Fabrizio, il suo cellulare, alla ricerca di un perché. La prossima settimana, intanto, l'esame autoptico sul corpo di Elisa, martoriato sotto decine di coltellate.